Salve a tutti, la cooperazione è veramente un sistema di impresa resiliente? È stato messo a dura prova durante il 2020, ha resistito? Con quali problemi, con quali opportunità? Di questo parliamo oggi col presidente di Confcooperative regionale, Daniele Castagnaviz. Ecco il suo racconto. Presidente Castagnaviz, l'emergenza sanitaria ha messo in difficoltà tutte le attività economiche e sociali, ma lo sappiamo con diversa aggressività. Dal punto di vista della cooperazione, qual è la situazione attuale di questi mesi? È chiaro che tutte le misure di contenimento e di prevenzione per la pandemia del Covid hanno inciso su tutti i settori dell'economia, anche se in maniera diversa. Nel nostro caso i primi 2 mesi di lockdown hanno sicuramente inciso in maniera fortissima su tutte le cooperative che forniscono servizi socio-assistenziali, che sono trovate nell'impossibilità di lavorare e di garantire i servizi agli utenti. Altri settori colpiti sono i settori delle pulizie, il settore dei trasporti, che per forza di cose si sono trovate anche queste in difficoltà, perché pensiamo a tutti gli uffici chiusi, oppure il settore della ristorazione scolastica, tutti i servizi che non hanno potuto continuare a essere svolti, per cui le cooperative hanno avuto difficoltà sia dal punto di vista economico che dal punto di vista sociale nei confronti dei propri soci. Poi ci sono le cooperative culturali che hanno subito danni di fatturato mediamente intorno al 40%, ma con punte anche che hanno raggiunto anche l'80-90%. Ecco, queste sono le cooperative che dal punto di vista economico sono state le più colpite. Nel settore agroalimentare i settori più colpiti sono stati sicuramente i settori collegati all'Horeca, quindi ci riferiamo al settore del pescato, quindi della pesca, e al settore dei vini, perché bar, ristoranti, hotel chiusi sicuramente hanno limitato i consumi e di conseguenza queste cooperative molto legate a queste forniture si sono trovate in grande difficoltà, specialmente nel settore della pesca. Ciò nonostante però si dice che la cooperazione è un modello di impresa resiliente. Qual è un po' l'idea che si è fatta attorno a questo tema? Ecco, diciamo così, in psicologia il termine resiliente vuol dire capacità di adattarsi a un trauma violento. Ecco, la cooperazione ha dimostrato in questa occasione di una grossa capacità, una grossa forza di adattamento e di trovare soluzioni positive a questi traumi, no? Per cui hanno avuto il coraggio e la forza in qualche modo di reinventarsi e di continuare a dare servizi a volte diversi. Pensiamo alla didattica a distanza che è stata fornita, all'assistenza a distanza fornita ai ragazzi del dopo scuola, per fare solo uno degli esempi. Quindi la cooperazione ha dimostrato di avere un'ottima capacità di trovare e di darsi soluzioni diverse. Ma Presidente, non solo le cooperative ma anche le associazioni di rappresentanza come Confcooperative hanno subito naturalmente i contraccolpi di questa emergenza. Ecco, cosa ha fatto Confcooperative per non rimanere indietro, anzi per non far rimanere indietro nessuna delle sue imprese? Confcooperative nelle sue difficoltà, perché anche i nostri uffici sono stati colpiti dalle chiusure, quindi dallo smart working piuttosto che dal lavoro agile, che sono diventati termini ormai di uso comune. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo istituito una cabina di regia in cui sia la parte regionale che tutte le direzioni territoriali sono state coinvolte assieme ai segretari delle varie federazioni e ai presidenti delle varie federazioni, proprio per fare un monitoraggio continuo e costante di quelle che erano le emergenze in atto, quali erano le emergenze che abbiamo affrontato subito. La cassa integrazione in deroga per le cooperative e soprattutto anche tutte le misure di ristoro dei danni che abbiamo trovato da parte della Regione e da parte degli organi nazionali una buona disponibilità ad essere ascoltati. Capisco che dunque la progettualità di Confcooperative, nonostante l'emergenza sanitaria, non si è fermata. Ecco, da qui in avanti forse bisogna guardare anche, ormai speriamo, alla fine della pandemia. Con quali progettualità, Presidente? Non si torna indietro, questa è un'esperienza che non ci farà tornare a quelli di prima, ma non solo come il mondo della cooperazione, io credo che la società sarà fondamentalmente diversa dopo questa pandemia. Dobbiamo avere il coraggio di guardare avanti e di ripartire. Cosa stiamo facendo per aiutare le nostre consociate a ripartire? Un sostegno dal punto di vista politico, quindi un riconoscimento del ruolo della cooperazione sia dalla politica che alcune volte magari nel passato con norme particolari ci ha un po' tagliato fuori, quindi chiediamo fortemente il riconoscimento di questo ruolo e ci stiamo attrezzando per aiutare queste cooperative a far fronte alle difficoltà economiche dovute molte volte ai mancati incassi che hanno avuto. Non a caso, come mondo della cooperazione, abbiamo tramite il nostro Fondo Sviluppo Regionale abbiamo istituito 3 bandi proprio per favorire l'accesso al credito delle nostre cooperative.
Presidente, detto bene delle cooperative, ma ai cooperatori cosa diciamo? Ai cooperatori, come messaggio di fine anno, diremo sicuramente grazie per l'impegno messo nel servire la società, nel servire il mondo economico in questo momento difficile di pandemia e nell'essere presenti sempre sul pezzo. Molte volte i nostri cooperatori sono quelli che hanno rischiato di più. Se pensiamo soprattutto alle cooperative che hanno svolto servizi negli ospedali piuttosto che nelle case di riposo, a volte anche con DPI, diciamo così, per essere buoni, carenti, ecco, veramente sono quelli che ci hanno messo del loro e credo sia giusto dire grazie a tutte queste persone che in qualche modo hanno contribuito a far sì che questa pandemia in qualche modo fosse affrontata e possiamo approcciarci al 2021 anche grazie ai vaccini con uno spirito migliore.